Adriatica. Classifica immutata, Cottur sempre maglia rosa, Leoni primo a Bari davanti a Conte e a Corrieri, il fedelissimo di Bartali. Poi si attraversa l'Italia da Bari a Napoli. 306 i chilometri. C'è subito una fuga importante, attaccano Pagliazzi e Maggini. Ai due si aggiungono Ortelli, Magni, Corrieri, Bertocchi, Salimbeni ed altri. 22 uomini al comando. Il gruppo, comprendente Bartali e Coppi, lascia fare e accumula un ritardo di ben 14 minuti. Potenzialmente il nuovo leader della corsa in maglia rosa sarebbe il ligure Brignole. Ma sulla salita della Serra Ortelli allunga e alle sue spalle restano soltanto Logli, Magni, Cecchi, Salimbeni, Ronconi e Maggini. A Napoli vince Logli davanti a Magni e Cecchi. La maglia rosa dalle spalle di Cottur passa su quelle di Vito Ortelli, leader dell'Atala. Ha un vantaggio in classifica di 1 primo e 30 secondi su Fiorenzo Magni. Coppi e Bartali, fischiati dal pubblico partenopeo, arrivano col gruppo e sono in ritardo in classifica. 14 minuti. Generale. Verso Napoli, Sestetto, Logli, Magni, Cecchi, Salimbeni, Ortelli e Ronconi. Vittoria di tappa a Logli e maglia rosa a Ortelli. Aveva ragione, la sua ora è venuta.